Ben trovati sportivi siciliani per la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo come al solito prontissimi ogni domenica sera per raccontare tutti i risultati con le classifiche e i commenti del calcio dilettantistico dalla Serie D sino alla prima categoria. Questa settimana sarà una settimana molto intensa, la prossima settimana poi ci congederemo con i campionati perché come tutti ben sanno ci sarà la pausa di Natale e Capodanno, ma ancora insomma manca parecchio tempo. Voglio ricordare subito una cosa importante, che se volete potete seguire la nostra trasmissione anche sulla pagina Facebook Tortorici Ettore, e poi potete anche seguirci in replica su Gold 78 il lunedì a partire dalle 23:30, il martedì alle 20 e anche il mercoledì a partire dalle ore 13. Voglio anche salutare tutti gli amici della Costa Ionica di Persona TV sul canale 114 che invece ci seguono in replica il martedì sera a partire dalle 20:30. Voglio ricordare che noi siamo in onda dalle 18:30 alle 20, perché poi alle 20 come al solito parte questa rubrica che da qualche settimana ci fa compagnia, la rubrica che si chiama I campioni di penalty. E questa settimana, udite udite, abbiamo un bomber straordinario, uno straordinario artista del pallone, colui che insomma forava tutte le difese delle squadre più importanti. Parliamo di Marco Van Basten questa sera a partire dalle 20 nella rubrica I campioni di penalty. Bene, a questo punto salutiamo i nostri due ospiti, due mister attualmente vincenti, uno in testa, l'altro che comunque anche se non è al primo posto è chiaramente a ridosso della squadra che invece è in testa nel suo girone, parliamo del Palagonia. In questo caso parliamo soprattutto del mister dell'Enna Calcio che è in testa questa settimana con il Ragusa. Salutiamo Nicola Cosimano. Ciao Nicola, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. Devo dire una cosa importante, che a Enna c'è stato un grandissimo risveglio finalmente. Sì, devo dire proprio di sì, c'è molto entusiasmo tra i tifosi e molta gente sta venendo al campo a seguire l'Enna. Bene, siamo contenti. Tra l'altro so che insomma questa sera ti seguiranno in tantissimi perché avete riposato, pertanto insomma sì, relax prima del rush finale della stagione per quanto riguarda questa prima parte. Sì. Bene, e salutiamo anche il mister della Nisiana, Beppe D'Antone. Ciao Beppe, ben trovato. Buonasera, come ciao, stai? Tutto bene, È stata grazie. una settimana non intensa, intensissima la vostra. Sì, diciamo che abbiamo chiuso quella parentesi, si è parlato di calcio giocato e ieri è andata bene, vincendo. Tutto rientrato comunque, sì, vabbè, sì. Poi insomma approfondiremo il tutto chiaramente quando parleremo di questo tuo campionato che attualmente comunque è al vertice. Sì, diciamo siamo per ora lì, come hai detto tu nell'anteprima, siamo a ridosso della Palagonia e sicuramente Il campionato è lunghissimo, Beppe, il campionato è lungo, quindi ancora c'è tempo. E non daremo vita facile né al Palagonia o altre squadre che si potranno inserire. Giusto. E il vostro debutto da allenatori quest'anno? Sì, se non sbaglio, sì, insomma, sì. quindi Sì, il debutto vincente in una stagione che a questo punto si preannuncia più che positiva comunque. Sì. Bene, allora parliamo subito del campionato di Serie D, il girone I, si è giocata oggi la 14ª giornata, questi risultati: Castrovillari e Ciriale 1-1, Città di Messina batte Turris 1-0, Gela Marsala 2-2, Igea Virtus Locri 1-1, Messina batte Nocerina 1-0, Cittanovese batte Palmese 3-1, Bari batte Portici 3-0, Roccella batte Rotonda 1-0 ed infine Troina batte il San Cataldese per 2-0. Ennesima vittoria come al solito della squadra schiacciasassi del Bari in questo girone I del campionato di Serie D, in testa adesso con 36 punti, sempre più lontano dalla vetta il Turris con 27, 23 per il Marsala, 22 per Palmese e Nocerina, 21 per il Gela, 18 per Cittanovese, Castrovillari, Locri e Portici insieme alla San Cataldese ed il Troina, 16 punti per Roccella insieme alla Ciriale, 16 punti anche per il Città di Messina, 12 per il Messina, 10 punti per l'Igea Virtus ed infine chiude la classifica il Rotonda con 6 punti. Non si giocherà soltanto domenica, ma ci sarà il turno infrasettimanale, quindi si giocherà questo mercoledì, la 15ª giornata, mercoledì 12 dicembre. Gli incontri sono i seguenti: Aciriale Gela, Bari Troina, Castrovillari Igea Virtus, Città
Genovese Nocerina, Locri Città di Messina, Marsala Portici, Messina Roccella, San Cataldese Rotonda ed infine Turris Palmese. Allora, una battuta veloce perché insomma questo campionato di Serie D sembra molto segnato, Nicola, no? C'è questo Bari che sta disputando sicuramente un campionato a parte, una battuta su una squadra che insomma ha tanti elogi e a questo punto penso che stia già pensando alla prossima stagione più che a questa. Beh, sicuramente una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, ha giocatori di categorie superiori e quindi sicuramente già staranno programmando per il Anche perché prossimo insomma anno. la squadra è veramente Sì, da categoria sicuramente ci sono superiore. giocatori che non hanno nulla a che vedere con la Serie D. È vero, è vero. Beppe, diciamo a sorpresa questo Marsala al terzo posto, c'era il Gela che insomma aveva altri obiettivi, tra l'altro in settimana è andato via anche Zeman, c'era probabilmente anche il Messina che avrebbe dovuto partire sicuramente con più forza e invece alla fine questo Marsala tra la sorpresa in positivo, attualmente al terzo posto è la squadra più alta in classifica, che ne pensi? Sì, è una siciliana, chiaramente il terzo posto in un campionato del genere con il Bari che lo sta uccidendo, può fare solo onore. E può È un comunque, terzo posto pesante a questo esatto, punto. può anche per il futuro far ben sperare per il calcio di Marsala. Fa dispiace vedere la Cireale chiaramente nei bassi fondi, la San Cataldese pure, che inizialmente le Oggi ha perso aspettative... con il Troina, Esatto, le aspettative erano altre con l'avvento di Mascara e quant'altro, però speriamo che possano risalire Beh, anche diciamo loro. pure che probabilmente a Mascara non hanno chiesto di vincere il campionato. Sicuramente, però dato il blasone del tecnico e anche della società, io ci ho giocato a San Cataldo. E anche, quindi conosci la realtà del conosco pubblico, della tifoseria. come fanno calcio lì a San Cataldo, però È speriamo vero. in futuro che si possa. Tocchiamo un tasto, non dico dolente, ma piacevole anche per Cosimano, no? Insomma, quando parliamo di Aciriale, nel frattempo stiamo guardando alcune immagini. Aciriale che a questo punto in settimana si è dimesso il presidente Cannavò, c'è un rimpasto totale, dove vuole arrivare a questo punto per questa stagione? Beh, spero che riescano, diciamo così, a ritrovare un po' di verve per questo fine, per il girone di ritorno, anche perché Aciriale è una piazza importante che merita sicuramente un calcio importante e quindi sicuramente Aciriale ci ha spesso abituati a queste... Si può parlare già di una stagione fallimentare comunque, secondo Ma te? io non direi, nel senso che magari ci si aspettava qualcosina in più, però voglio dire ancora c'è tempo, tutto il giorno di ritorno per potersi sicuramente rifare, magari risalire la china e iniziare a programmare per l'anno venturo. Chiaro, è importante. Sottolineiamo anche insomma, una stagione sul chi va là per il Messina, no? Beh, sì, che sicuramente. È un po' la delusione, è Sì, inutile non negare questa cosa. Sicuramente un blasone, una città importante come Messina, sicuramente deve riuscire a ritrovare quelle risorse, gente che magari si faccia avanti per cercare di ritrovare, diciamo, quello che è stato anche un po' il passato. E che ritrovare la quadra durante la stagione non è è sempre molto facile. difficile, bisogna trovarla prima, no? Su questo credo che sia fondamentale, perché poi è l'equilibrio della stagione che viene costruito in ritiro. Insomma, voi siete stati giocatori anche di una certa qualità e quantità e sicuramente la squadra si imposta proprio in quella fase. Sì, Sono d'accordo, io ho detto, la programmazione è importante, già mettere le basi inizio campionato. È più complicato in corsa, però chiaramente si augura che possano fare, come diceva quell'amico Nicola, meglio nella seconda fase del campionato. Vediamo, noi tutti ce l'auguriamo e possibilmente anche una buona posizione nella prospettiva playoff per qualche squadra siciliana, oltre al Marsala, insomma ci farebbe anche tanto piacere, no? Anche se il Marsala indubbiamente ha una quantità e una qualità di seguito che potrebbe anche pensare di fare un pensierino alla Lega Pro. Certo, sicuramente se hanno, anche perché negli ultimi anni abbiamo visto che il Marsala ha sempre fatto bene. Ha avuto anche qualche alto e Ha basso. avuto sicuramente periodi difficili, però evidentemente, come dicevamo prima, hanno programmato bene in estate e quindi speriamo bene, incrociamo le dita. Passiamo a questo punto al campionato di eccellenza, lo facciamo con i risultati di questa 14ª giornata. Castellammare batte Cus Palermo 2-1, Città di Sant'Agata Mazzara 1-1, Dattilo Nuvarra Partinica Audace 3-0, Geraci Canicattì 0-0, Licata batte Pro Favara 3-1, Mussomeli batte Castelbuono 3-1, vittoria della Parmonval 1-0 con l'Alba Alcamo ed infine vittoria anche dell'altra squadra di Marsala,
Marsala, Sport Club Marsala 2-0 nei confronti della Nuova Caccamo. Classifica, un altro ennesimo cambio al vertice in questa 14ª giornata, ritorna in vetta il Licata, approfittando anche del mezzo passo falso del Canicattì a Geraci. Licata quindi in testa con 34 punti, 33 per il Canicattì, 28 punti per il Città di Sant'Agata, 26 Dattilo Noir con il Mazzara Calcio, 24 Parmonval, 22 Geraci, 21 Alba Alcamo, 18 punti per il Castellammare, 17 per Marsala e Mussoveli, 14 per il CUS Palermo, 9 punti Pro Favara e Partinica Audace, 7 Nuova Caccamo ed infine il Castelbuono con 2 punti. È veramente una battaglia a due, forse il terzo incomodo potrebbe essere il Città di Sant'Agata, però le distanze insomma si allungano sempre di più. Guardiamo il prossimo turno che si disputerà chiaramente domenica prossima, prima della pausa di Natale e Capodanno. La 15ª giornata vede il seguente tabellino: Alba Alcamo Città di Sant'Agata, CUS Palermo Geraci, Canicattì Dattilo Noir, Mazzara Licata, Nuova Caccamo Castellammare, Partinica Audace Mussomeli, Castelbuono Parmonval ed infine Pro Favara Sport Club Marsala. Allora, insomma, io vorrei parlare un po' di questo Licata e lo voglio fare con insomma, due conoscitori del calcio. Diciamolo pure, questo Licata secondo me quest'anno ha veramente tutte le carte in regola per farcela. Certo, sul suo percorso c'è un Canicattì che comunque non molla, anzi è lì ogni domenica o vince o pareggia, così come il Licata, per cui il primo posto se lo scambiano. E se la distanza poi nel corso delle settimane si allunga, c'è la possibilità che alla fine entrambe insomma, possono aspirare al passaggio di categoria, anche se la seconda poi dovrà fare insomma, quegli spareggi lunghissimi ed interminabili. Che ne pensi, Nicola? Beh, sicuramente entrambe le società hanno speso tanto, hanno organizzato bene due squadre importanti per la categoria. Il Licata, un grande blasone con un grande allenatore che conosciamo benissimo, Giovanni Campanella, e anche il Canicattì di contro ha un'ottima squadra che noi in estate abbiamo incontrato in un amichevole. Che impressione vi ha fatto? Sicuramente una società ben organizzata, che vogliono sicuramente cercare il salto di categoria. È da un paio di anni che fanno investimenti, sì, sicuramente. Per cui insomma aspirano quantomeno ad arrivare al campionato di Serie D. E se il Licata è ottimo, giustamente come dice Nicola, Beppe, questo Canicattì è sicuramente una squadra di grande qualità, perché il suo allenatore fa giocare bene le sue squadre, insomma è un allenatore vincente. Non penserei anche di abbandonare il possibile recupero anche della Città di Sant'Agata. Che ne pensi? Sì, Ettore, siamo ancora alla 14ª giornata, ancora ci sono tante partite da disputare. È chiaro che tutte e due le società sono delle buone società, hanno dei grandi allenatori. Se ti devo dare una squadra oggi non te la posso dare perché ancora è troppo presto. Troppo presto, giusto. Chiaramente, come diceva Nicola, io forse una questione affettiva faccio un po' il tifo per mister Campanella. Vabbè, però chi è nato a Catania, chi ha vissuto il calcio a Catania, però dico, ci può anche stare. Però dico, tante volte non vince il blasone, anche perché il Licata giustamente ha calcato altri palcoscenici in passato, perciò dico non vince il blasone, lì se la giocheranno fino alla fine. È tutto incerto ancora. Città di Sant'Agata, un parere per entrambi? Beh, sicuramente anche Città di Sant'Agata, come negli ultimi anni, ha sempre dimostrato di far bene. E poi Mister Venuto è uno tosto è per un la conoscitore categoria. della categoria, uno che ha il pugno duro e quindi sicuramente anche loro lotteranno cercando di dar fastidio Canicattì e Licata. Vedremo, vedremo. Nell'anticipo di sabato si è giocato e ha vinto il Parmonval nei confronti dell'Alba Alcamo e abbiamo sentito al termine dell'incontro il mister della Parmonval Calafiori e anche il direttore generale Giovanni Castronovo. Grazie, è importante e fondamentale oggi partire con il piede giusto. I ragazzi da una settimana ci stanno seguendo in maniera molto... Chiedo scusa, abbiamo per errore mandato in onda un servizio che riguardava un altro incontro tra Mussomeli e Castelbuono. Allora facciamo una cosa, sentiamo le interviste di Paolo Colafiore e Giovanni Castronovo e poi dopo parleremo appunto anche dell'incontro Mussomeli-Castelbuono. È importante vincere anche perché venivamo da una sconfitta. Volevo vedere la squadra come avrebbe reagito alla sconfitta dopo tutti i risultati positivi che avevamo ottenuto prima. Devo dire la verità che la squadra ha reagito bene
ha fatto una grande partita. Certo nel secondo tempo abbiamo un po', negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, abbiamo un pochettino tenuto lì la linea più che altro difensiva e giocato poco. Io volevo che giocassimo ancora un pochettino in più, non ci siamo riusciti, anche perché l'Alcamo ovviamente ha fatto nell'ultimo quarto d'ora una pressione abbastanza forte. La cessione di Rizzo, che è andato alla San Cataldese, e l'innesto di Saluto hanno cambiato l'equilibrio della squadra oppure... Ma è chiaro che Saluto e Rizzo sono due giocatori completamente diversi. Intanto Rizzo è un mancino e Saluto è un destro. Saluto viene per dare una mano al nostro centrocampo e dare magari un po' di più, un po' di anzianità anche al nostro centrocampo, e potrebbe essere anche un cambio per il discorso di Anzumane come è stato oggi. È chiaro che noi, perdendo Rizzo, abbiamo perso un buon giocatore che ci dava grande spinta sulla sinistra, però io sono contento per il ragazzo, spero che oggi o domani esordisca in Serie D della Santa Caldese. Il mio lavoro è anche quello di fare questo, far sì che i giocatori giovani che noi coltiviamo arrivino anche a categorie superiori. Siamo soddisfatti di questo gruppo perché non abbiamo cercato di prendere fenomeni per persone che potevano nuocere alla serenità del gruppo, ma abbiamo cercato di inserire all'interno di un gruppo già omogeneo e coeso delle persone che potevano fare al caso nostro, e penso che questi acquisti, quantomeno sotto il profilo dello spogliatoio, sono assolutamente compatibili, e poi anche sotto il profilo del gioco devono comunque integrarsi con i meccanismi del mister. Domenica prossima abbiamo l'ultima partita con Castelbuono, poi ci sarà il richiamo alla preparazione, anche questi nuovi acquisti dal punto di vista fisico si metteranno in linea con gli altri giocatori che oggi hanno ancora un passo in più rispetto a quelle che sono le loro prestazioni fisiche. Società storica del Palermitano, la Parmonval, che quest'anno ha addirittura anche battuto la capolista Licata qualche settimana fa, con prospettive sicuramente di grande rilancio nel calcio dilettantistico. Parliamo adesso dell'incontro Mussomeli-Castelbuono, vittoria del Mussomeli per 3-1, sentiamo le interviste riguardanti i due allenatori delle due società realizzate da Calcedonio Iacuzzo. Grazie, è importante e fondamentale oggi partire con il piede giusto. I ragazzi da una settimana ci stanno seguendo in maniera molto dedita al lavoro, al sacrificio, quindi oggi il merito è solo esclusivamente di questi ragazzi, perché ci stanno seguendo alla grande, siamo molto fiduciosi, c'è ancora tanto da fare, tanto da lavorare, però la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Ma la sconfitta onestamente devo dire che è meritata. Il Mussomeli ha disputato una discreta gara e a parer mio ha meritato di vincere. Ecco, abbiamo dunque sentito il mister della Mussomeli Scafani e anche Giovanni Comito, allenatore del Castelbuono. Tra l'altro ho saputo che era un tuo ex compagno di squadra. Sì, giocavamo insieme nella Barrese, l'anno che la Barrese ha fatto l'eccellenza. Ho capito, Lo saluto se sta seguendo. Assolutamente, lo salutiamo pure noi. Castelbuono, insomma, che in questo momento non naviga in buone acque, però insomma probabilmente poi il mercato di dicembre cambia tutto, diciamolo pure. Voi che siete gli allenatori, qualche informativa da dare ai vostri dirigenti c'è sempre, no? Qualche suggerimento, qualche aggiustamento in rosa, per esempio nella tua squadra, nell'Enna, qualche aggiustamento l'avete preventivato? Beh, ancora non c'è, diciamo, la parola fine, non c'è siete la parola primi in fine, classifica. magari sì, però contiamo tanto a recuperare qualche infortunato, quindi sicuramente buono per noi quelli saranno gli acquisti importanti del mese di gennaio. Sulla Nisiana, insomma, dovremmo avere un discorso a parte, No, perché vabbè, so che c'è stato un rivoluzionamento anche considerevole. Sì, la società per conto suo ha adottato dei provvedimenti interni, poi si c'è messo anche il discorso giustamente del giudice sportivo che ha squalificato diversi giocatori nostri, e il nostro direttore sportivo Santosciuto già si è messo al lavoro per... Bene, non ci anticipare nulla perché dico, di già, prima comunque, categoria parleremo ancora dopo. c'è tempo e stiamo valutando diverse opzioni. Bene. Allora, chiudiamo dunque questa parentesi dedicata al girone A del campionato di eccellenza e ci tuffiamo subito nella realtà del girone B. Anche in questo caso parliamo della 14ª giornata. Questi risultati: Giarre batte Atletico Catania 1-0, Biancavilla batte Terme Vigliatore 4-1, Città di Rosolini Palazzolo
2-2, Paternò batte Ionica 2-1, Marina di Ragusa batte Santa Croce 3-1, così come il Catania San Pio vincente contro il Real Aci per 3-1 ed infine Milazzo batte Città di Scordia 1-0, ha riposato il Camaro. Con questo pareggio si conferma in vetta il Palazzolo, guardiamo la classifica, la squadra siracusana è in testa con 26 punti, 25 per Marina di Ragusa, Biancavilla e Camaro, 23 punti per Milazzo e Paternò, 21 per il Terme Vigliatore, 20 punti per il Santa Croce, 17 per il Giarre, 15 punti per il Città di Scordia, 13 Catania San Pio X, 12 Ionica, 11 punti Atletico Catania, 8 punti Rosolini e chiude la classifica il Real Aci. Allora, iniziamo a parlare intanto insomma, di questa realtà che si chiama Palazzolo. Voglio sentire un po' il vostro parere. Credo che rispetto al girone A, questo è un girone molto più battagliero, perché oltre al Palazzolo abbiamo il Biancavilla, abbiamo il Camaro, abbiamo il Paternò, abbiamo anche altre realtà, su tutti questo Marina di Ragusa che è un po' secondo me la sorpresa. Che ne pensi? Beh, forse sì, si può parlare di sorpresa, però devo dire che già negli ultimi 2 o 3 anni è una società importante. Sono organizzati. Sì, fra l'altro adesso c'è anche il nuovo direttore sportivo, Cesare Sorbo, che conosco. E lui è un conoscitore anche troppo dei sprecato per l'eccellenza. Sì, sicuramente, e quindi sicuramente ha dato un tocco in più a questa società che già sta lavorando bene. In effetti da quando è arrivato lui hanno fatto, mi sembra questa sia la terza o la quarta vittoria di fila, quindi sicuramente è una società che sta lavorando bene e continuerà a fare bene. Però nessuno mi parla del Camaro, Beppe, No, nessuno parla del Camaro, eppure questi ragazzi di Messina, i ragazzi terribili di Messina sono lì, ogni partita se la giocano alla grande. Sì, secondo me oltre il Palazzolo il Biancavilla non è messo male, è una bella realtà. Di Paternò e Giarre poi ne voglio parlare dopo. E mi hai tolto le parole di bocca perché proprio volevo citare il Camaro, che oltretutto con una classifica così corta, abbiamo visto in 3 punti ci sono 5-6 squadre. Sì. Tante volte i giocatori non fanno, io ricordo qualche anno fa quando il Castiglione, non so se te lo ricordi, certo, di Mirto, di Gaetano Mirto, che insomma fece il vuoto. Bravissimo, perciò 14 vittorie di fila fece. Nulla di scontato, è un campionato incerto e chiaramente ancora è presto. È più appassionante però rispetto a quello del girone A, sicuramente. Sicuramente sì, perché ci sono tante realtà che se la giocano fino alla fine, credo, quest'anno. È vero, è vero. Abbiamo alcune immagini del Paternò, perché proprio sul Paternò io volevo insomma rilanciare un po' il nostro dibattito. Un Paternò, no, queste sono le immagini dell'Enna Calcio, no, sono del Paternò, è sbagliata la grafica, ma va bene pure. Paternò Calcio che comunque tra alti e bassi è comunque sempre lì, no? Cerca sempre di giocarsela nel miglior modo possibile e cercare anche di recuperare dei punti, perché un po' di punti all'inizio li ha persi, forse troppi allenatori, troppe scelte sbagliate. Chi inizia a parlare del Paternò? Il Paternò è un'altra realtà nostra che conosciamo da anni, anche il Paternò ha vissuto annate importanti anche nei professionisti, quindi non è facile riuscire ad uscire fuori, diciamo così, da queste categorie dei dilettanti. Comunque anche lì hanno cercato di costruire una squadra importante per questo campionato, c'è stato il cambio d'allenatore, quindi penso che ancora il campionato è lungo e anche loro riusciranno, diciamo così, a risalire un po'. Tra l'altro adesso insomma, sono ritornati a giocare nel loro campo. Sì. E i tifosi insomma probabilmente possono dare un'ulteriore spinta a questa squadra di Mazzamuto. Che ne pensi? Sì, io parlando di Paternò posso solo avere delle parole. Conosciamo dei tuoi trascorsi. Perfetto, posso avere solo delle parole buone per Paternò perché una squadra, una piazza che mi ha dato tanto a livello calcistico, sono riuscito a coronare il sogno di diventare professionista proprio lì. Però è chiaro che ancora con questi cambi di allenatore, che forse non solo uno, sono il terzo allenatore. Non è semplice. Adesso c'è Pensa Bene. Bene. Che pensandoci bene, come mai non l'hanno preso prima? Perché Strianese insomma era legato a Pensa Bene con il progetto di Scordia, quindi non si è capito bene, forse le scelte dei precedenti dirigenti puntavano su altri nomi che poi alla fine non si sono rivelati. All'inizio c'era Gaetano Mirto. C'era Gaetano Mirto e poi dopo i vari cambi hanno portato adesso a guidare la squadra Pensa Bene. Parliamo del Giarre perché abbiamo alcune immagini proprio del Giarre, parliamo del Giarre perché il Giarre in settimana ha cambiato allenatore.
allenatore, è andato via Coppa, è il periodo in cui molti allenatori chiaramente saltano, e purtroppo la legge dei numeri è anche questa. È andato via Coppa, caro Beppe, e andando via Coppa è arrivato Pidatella, ex Paternò. Che cosa può fare a questo punto Pidatella? Perché la squadra mi è sembrata un po' spuntata in avanti. Oggi ho visto proprio la partita. Bene, dacci un tuo commento. Allora. Atletico Catania Giari, chiaramente l'allenatore in una settimana non può fare i miracoli. Onestamente sono rimasto un po' così, parlavo con Cosimano poco fa, e non so, il livello un po' si è abbassato perché forse io mi sto concentrando troppo sul mio campionato, su qualche partita di promozione. Ma io credo che un po' il livello si sia abbassato veramente. Non voglio. No, a prescindere se sei in prima o in seconda oppure sei in eccellenza o in promozione, il livello in generale credo che sia un po' diminuito rispetto a quando soprattutto giocavate voi. Sì, infatti, chiaramente in una settimana l'allenatore può fare ben poco, però queste sono scelte all'interno della società, perché io ho avuto modo di seguire, anche perché Coppa siamo amici anche fuori dal discorso calcio, seguivo, forse gli è venuta la pareggite per tante partite al Giar, poi le cose all'interno non si possono sapere cosa succede, però la società ha deciso così. Pidatella è un allenatore affermato per queste categorie. Ha l'esperienza giusta probabilmente per la piazza, no? Perché è una piazza esigente, diciamolo pure. Oggi sì, oggi però non si è visto calcio, onestamente. Già il campo di Monteposo, secondo il mio avviso, lascia un po' a desiderare. Sicuramente il Mandelboso, forse mi pare anche un po' stretto, e non è che si è visto un bel gioco. Sappiamo pure anche che l'Atletico, anche lui insomma, ha avuto 2 settimane di grande confusione, nel senso che sono andati via alcuni giocatori, il mister è andato via, poi è rientrato, il dirigente che sono andati via, giocatori cioè, secondo me su questo dovremmo anche un po' dire stop, fermiamoci un attimo, facciamo mente locale, anziché poi ricambiare tutto a dicembre. Perché non si pensa di organizzare già per bene, conoscendo le proprie esigenze, i propri budget a giugno? Magari cercando di organizzarsi non per trovare nell'immediato risultati importanti, ma bensì magari cercare di costruirli negli anni. Quindi magari questo porterebbe ad avere un calcio un po' più pulito, più tranquillo. È vero. Beh, questo campionato indubbiamente riserverà ancora per tutta buona parte del resto sicuramente molta incertezza, e non ci siamo dimenticati del Terme Vigliatore, perché questa è anche un'altra grande bella realtà. Che parere hai? Certo, un'altra società che devo dire forse per me, per Peppe, che negli anni non l'abbiamo penso quasi mai incontrata, almeno io non l'ho mai incontrata come squadra, quindi sicuramente sarà una società così nuova che è stata ripescata fra l'altro. Sì. Io ho potuto constatare l'ultimo anno che ho giocato, perché ci ho giocato da giocatore, che nell'ambiente si capiva che c'era questa percezione della società che comunque non fa il passo falso, il passo più grande della gamba, come si dice, una società che è stata ripescata e che sta facendo bene. Tante volte i soldi non fanno, l'ambiente mi sembrava ottimo, perciò complimenti a loro per il complimenti. Il presidente Barresi è un presidente vulcanico, voglioso, e anche tutta la provincia messinese, devo dire, che ha tanta energia, spende tanto in entusiasmo, ma anche dal punto di vista economico, no? Perché fare squadre di un certo livello bisogna anche investire, e spesso e volentieri non debbono investire gli sponsor, ma debbono investire in prima persona i presidenti, perché quando un presidente investe, allora evidentemente il progetto è più chiaro. Quando investe uno sponsor, lo sponsor oggi c'è, domani forse non si sa. Così non sto dicendo cattiveria, è così, così. Dovrebbe essere così, però, però vabbè. Tanti si affidano solo agli sponsor in tanti settori, in tanti poi dopo non riescono a completare per bene chiaro. La stagione. Ci dobbiamo fermare, abbiamo chiuso la parentesi dunque del campionato di Serie D e dei 2 gironi del campionato di promozione. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio e parleremo anche del campionato di promozione, i 4 gironi, e anche 4 gironi del campionato di prima categoria. A tra poco.
Rientrati in studio per la seconda parte di penalty, vi ricordo che la terza, che partirà dopo le 20, riguarda naturalmente il grande successo della rubrica I campioni di penalty. Abbiamo delle immagini straordinarie, ve le facciamo rivedere su un grande campione, le gesta di questo olandese straordinario, purtroppo con una carriera che si è interrotta per una caviglia letteralmente distrutta. Parliamo di Marco Van Basten, questa sera alle 20 per quanto riguarda la rubrica I campioni di penalty. E se dobbiamo essere più esatti, quando parliamo di centravanti, la battuta mi viene spontanea nei confronti di Nicola, no? Insomma, che è stato un centravanti di una certa caratura. Van Basten è stato, secondo me, forse il più grande centravanti di tutti i tempi, come ruolo soprattutto. Che ne pensi? Sì, sicuramente, sia in qualità realizzativa che come eleganza. Come tecnica, movenza straordinaria. Sì, anche per il fisico che aveva, sicuramente una tecnica. Era un giocatore completo, però sì, completo. Spesso e volentieri la fortuna non bacia i grandi campioni, e la sua sfortuna è stata invece quella appunto di chiudere anzitempo la sua carriera, che comunque è pienissima di successi. E di gol meravigliosi. Tre palloni d'oro, sì, quindi sì. è tutto dire. Bene, ritorniamo sulla terra quando parliamo di dilettanti dopo Van Basten, mi sembra giusto, e parliamo del campionato di promozione, subito i risultati di questa 14ª giornata. 3-0 della Folgore contro il Don Bosco Partinico, 2-0 del Monreale con il Gattopardo, pareggio tra Camarat e Salemi 1-1, 3-1 per l'Olimpica Acragas con la Libertas 2010, Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Don Carlo Misilmeri 1-0, Vallelunga batte Albatros Lercara 2-0, pareggio fra Villabate e Balestrate, ed infine Casteltermini che vince 3-0 contro il Vis Borgo Nuovo. In testa ritornano a questo punto i due che in un certo senso già da qualche settimana insomma comandano questo girone A del campionato di promozione. In testa abbiamo Salemi, Oratorio San Ciro e San Giorgio con 32 punti, 29 per Don Carlo Misilmeri insieme al Monreale, 26 per il Casteltermini, 23 punti per l'Agragas, 21 per il Vallelunga, 20 punti per l'Albatros e l'Ercara, 19 per la Folgore, 18 punti Don Bosco Partinico, 15 punti per il Balestrate, 14 Villabate, 13 per la Libertas 2010 con il Gattopardo, 12 punti il Camarat e 3 punti il Vis Borgo Nuovo con 3 punti appunto. Ho visto che sorridevi, Beppe, parli dell'Oratorio San Ciro e San Giorgio, che è la sorpresa ennesima di questa stagione. Sì. Parliamo comunque del Marineo, che bene o male, insomma, qualche campionato dilettantistico lo ha pure svolto, però il progetto Oratorio, nato appunto un paio di anni fa, grazie alla volontà insomma, del prete che gestisce questo oratorio a Marineo, insomma, il progetto continua e adesso questa squadra è in testa nel campionato di promozione. Sì, infatti guardavo Nicola notando questa classifica così, sempre, ti ripeto, dalla prima alla quarta sono tutti nel giro di 3 punti, però sì, fa piacere vedere una realtà di questa in testa alla classifica. Chiaro. Tra l'altro in stessa c'è questo Salemi che invece l'anno scorso i playoff li ha persi per un non nulla, e adesso questo Salemi è in testa in questo girone A del campionato di promozione. Nicola, però è anche vero che insomma qualche settimana fa c'erano un po' di problemi economici. Sì, sì, anche perché li sto seguendo, perché noi il 30 di gennaio li affronteremo in Coppa. E ho sentito anch'io che ci sono difficoltà economiche. Sarà una partita difficile, eh? Sì, sicuramente. E non so se adesso in questo mercato, entro il giorno 14, so che qualcuno andrà via da Salemi. In effetti oggi ho visto il risultato, hanno pareggiato 1-1 con il Camarat. Mi dispiace, però se qualcuno andrà via da Salemi... Voi siete contenti come Enna, chiaramente, no? Perché in questa maniera è più abbordabile l'incontro, perché insomma il Salemi è sicuramente una squadra abbastanza avversario ostico, sì. Bene, passiamo adesso al girone B del campionato di promozione. Anche qui insomma qualche squadra che fatica, ma anche altre che invece dettano legge, su tutti la Cefaledium che ha anche vinto questa domenica. Lo scontro tra Acque Dolcesi e Acque Dolci non è pervenuto, mentre il Gangi ha battuto l'Altofonte per 2-1, vittoria appunto come ho detto poc'anzi della Cefaledium nei confronti del Sant'Anna, vittoria del Casteldaccia invece con il Bagheria sempre 1-0, pareggio tra Lascari e Rocca di Capraleone, vittoria del Gioiosa 3-2 con la Torre Novese, pareggio tra Sant'Angiolese e Milazzo 1-1, così come pareggio
tra Sinagra Calcio e l'Iniziativa 0-0. La classifica con il Cefaledium in testa con 32 punti, l'Acquedolci con 29 ma una partita in meno, 27 per il Milazzo, 24 per la Torrenovese, 23 punti per il Bagheria, 21 per il Ganci, 20 punti per Sinagra e Sant'Angiolese con la Rocca di Caprileone, Sant'Anna pure anche con 20 punti, 18 all'Acquadolcese, 16 punti per il Casteltaccia, 15 per l'Iniziativa, 9 punti per il Lascari, 8 punti per Altofonte e chiude la classifica il Gioiosa con 7 punti. Attenzione perché il Cefaledium è sicuramente una squadra troppo storica per pensare di non aver progettato il grande salto di categoria. Nicola. Sì, sicuramente una squadra che da tantissimi anni milita in queste categorie, anche se vediamo l'Acquedolci che deve recuperare questa partita. Anzi, questo abbiamo derby, alcune immagini proprio dell'Acquedolci. Sì. Questo derby con l'Acquedolcesi e quindi anche loro sono lì. Sono dei campi un po' particolari, nel senso che si soffre un po' troppo in questi campi, terra battuta. Sì. Beppe, tu che ne pensi? Tu che hai fatto il portiere. Sei portiere, dire queste cose quando prendeva il campo in terra è da massacro, è da massacro. Non era il massimo, però dico sì, la Cefaledium ha anche uno storico, è arrivata fino a qualche anno fa in Serie D. Sì, io sì. Da avversario in eccellenza diversi anni l'ho incontrata. Come dicevi, sicuramente avranno programmato un campionato no di vertice proprio per vincerlo. Chiaramente l'Acquedolci sì. Lì sono a un passo, cioè se la giocheranno loro almeno per questa gran parte di campionato. Poi in futuro ho visto il Bagheria e altre squadre che si possono insediare. Ripeto, siamo ancora, non dico troppo presto, ma ancora ci sono tante partite. E poi c'è questo rilancio anche del Milazzo, no? Che terzo in classifica potrebbe diventare il terzo incomodo, certo. Però chiaramente è ancora un po' troppo presto. Manca adesso tutto il girone di ritorno. Infatti io leggevo la classifica e intendevo questo, già leggendo Milazzo, già la parola Milazzo, la squadra già mi lascia presagire che sicuramente non molleranno quelle dietro. Assolutamente, sarà veramente una battaglia sino all'ultimo respiro e probabilmente in questo momento il Cefaledium potrebbe avere le carte in regola in più rispetto alle altre, però il campionato è talmente lungo e talmente incerto che le sorprese sono dietro l'angolo. Mettiamo da parte il girone B perché adesso voglio parlare del girone C, del campionato di promozione. Stiamo anche chiaramente qui alla 14ª giornata, questi gli incontri che si sono disputati e i relativi risultati. AC Sant'Antonio batte Academy San Filippo 4-1, vittoria della Cicatena nei confronti dello Sporting Via Grande 2-1, vittoria a tavolino invece del Motta contro l'Atletico Fiume Freddo 3-0, vittoria del Città di Mascolucia nei confronti del Villafranca 3-1, Ciclope Bronte batte Città di Mister Bianco 1-0, Gescal batte Torregrotta 2-0, Sporting Taormina batte Giardini Naxos 1-0 ed infine Sporting Pedara batte Carlentini per 3-1. La classifica è sempre più incerta, sempre più stretta, incerta fino a un certo punto perché comunque la Cicatena e lo Sporting Pedara confermano sicuramente di essere le super favorite di questo girone C, ma attenzione alle altre. La classifica è la seguente: Cicatena 33 punti, 32 per lo Sporting Pedara, 28 per il Città di Mascalucia, 27 per l'ACI Sant'Antonio, 25 per il Carlentini, 24 per il Bronte, 23 per lo Sporting Taormina, 21 punti per il Giardini Naxos, 19 Città di Mister Bianco, 17 Villafranca, 16 Sporting Via Grande, 14 punti per il Motta, 13 per il Gescal, 10 per l'Academy San Filippo, Torregrotta con 8 punti ed infine l'Atletico Fiume Freddo che potenzialmente dovrebbe tra non molto abbandonare questo girone, ultimo in classifica con 2 punti. Facciamo una cosa, ci vediamo la partita Gescal Torregrotta e poi voglio parlare di questa Cicatena perché comunque è una squadra di una certa caratura, certo. Mister Iemma l'ha modellata a sua immagine e somiglianza, ma le altre non mollano. Guardiamoci l'incontro, vittoria della Gescal con il Torregrotta per 2-0.
14° turno, il campionato di promozione siciliana per il girone C al Despar Stadium era sfida salvezza con il Gescal che ospitava il Città di Torregrotta. Entrambe le formazioni sono reduci da 2 sconfitte. I ragazzi di mister Di Maria hanno dovuto cedere il passo nell'ultima uscita per 5-1 sul campo dell'Aci Sant'Antonio e sono fermi a quota 10 punti in classifica. Fanno il loro ingresso in campo le 2 formazioni, completo bianco con inserti rosso-blu per la formazione torrese, maglia verde con inserti neri invece per il Gescal. Si contendono il primo possesso i 2 capitani, da un lato Salvo Trovato, dall'altro Mario Battaglia per il Torregrotta, che alla fine gestirà il primo possesso di questa sfida, ma il Gescal a battere il primo colpo dopo appena 180 secondi si presenta sul punto di battuta Salvo Trovato. Interessante il suo mancino, ma non abbastanza da impensierire Rotella. Immediata risposta del Torregrotta dall'altro lato e Rasà al nono di gioco, che ha l'occasione di cambiare il parziale da un bomber all'altro. Bonaffini, cross preciso per la testa di Fabio La Rocca che non inquadra il bersaglio grosso. Al quarto d'ora si presenta sul punto di battuta ancora Salvo il Pappo Trovato. La sua parabola è bellissima, ma si conclude in un nulla di fatto. Alla mezz'ora Trovato pennella dentro ancora per La Rocca che stoppa ancora una volta, cerca il gran gol, non riesce però a inquadrare lo specchio della porta difesa da Rotella. Dall'altro lato lancio illuminante di Simone Alessandro al 34esimo che pesca Rasà, salta Patti, gonfia la rete, ma a gioco fermo si è alzata la bandierina del secondo assistente del direttore di gara Bazzano. Al 51esimo si presenta in avanti il Gesca con questa azione che vede Lopresti raccogliere una carambola al limite dell'area, calciare, trova la deviazione di La Rocca, non riesce a metterci però il piedone. Assist illuminante di Brigandini dall'altro lato per Rasà, a tu per tu compatti, si divora il capocannoniere del campionato, il gol del vantaggio. Ci prova allora Trovato, mette dentro il pallone per La Rocca, uscita avventata di Rotella e massima punizione per il Gescal. Una sciocchezza dell'estremo difensore torrese, infatti il pallone di La Rocca si stava spegnendo a fondo campo. Sul punto di battuta dagli 11 metri va Salvo, il Pappo Trovato, intuisce Rotella ma non riesce a negare il vantaggio ai neroverdi. Salvo Trovato mette la sua firma sull'incontro, Gescal avanti. Al 77esimo raddoppio del Gescal con Minissale che forse spinge Di Stefano, apre il piattone e trova il palo lontano e il raddoppio per il Gescal. Festa grande per i ragazzi di mister Di Maria, ma ancora una volta una svista clamorosa da parte del direttore di gara Etneo. Sembrava piuttosto evidente la spinta dell'ex Pistunina ai danni di Gabriele Di Stefano. Intanto ha raddoppiato il Gescal che ci riprova in avanti con questo siluro di Trovato che si spegne in un nulla di fatto. Termina così al Despar Stadium, game over, il Gescal si impone per 2-0 sul Torregrotta. Decidono le marcature di Trovato e Minissale. Beh, ad essere sinceri ci piace che adesso il jingle fa vedere il calcio femminile. Tra l'altro ci saranno i mondiali di calcio in Francia la prossima estate, sarà un modo ancora di più per rilanciare il calcio femminile in Italia, che comunque adesso da qualche anno a questa parte sta ottenendo un buon seguito. Anche le squadre siciliane, devo dire, non vanno male. Certo, ci vorrebbero tanti investimenti rispetto a tante altre società invece che stanno già investendo. Siamo un po' indietro, però insomma bisogna essere ottimisti, soprattutto con il Calcio Catania che ha la prospettiva probabilmente già dalla prossima stagione di disputare il campionato di Serie B. Parentesi, questa era una parentesi insomma sul calcio femminile, perché ci piace questa cosa qui, perché completa un po' il progetto sport. Ritorniamo a parlare del girone C del campionato di eccellenza e sviluppiamo questo scontro tra Sporting Pedara e AC Catena. Nel frattempo possiamo vedere alcune immagini che riguardano lo scontro diretto che è stato recuperato qualche settimana fa, vinto dallo Sporting Pedara, Sporting Pedara, giusto? Sì, Sporting Pedara. Sporting Trecastagni. Disputato qualche settimana fa, Sporting Pedara, ex Sporting Trecastagni, Sporting Pedara, nei confronti di una AC Catena che comunque è lì, in testa. Sicuramente attrezzate entrambe per il salto di categoria. Penso che si daranno battaglia fino alla fine, anche come abbiamo detto poco fa. Chi vedi con più chance? Ma non lo so, non mi voglio sbilanciare, ma sicuramente
Il girone di ritorno poi si sa è un nuovo campionato, si apre un nuovo campionato perché le squadre che sono magari così, che tendono di salvarsi, sono difficili da affrontare e quindi sicuramente sarà un campionato che fino alla fine sarà da attenzionare. A Cicatena dalla sua probabilmente un tifo molto più intenso rispetto allo Sporting Pedara. Tra l'altro dopo il crollo del bottino adesso ritorneranno a giocare nel loro vecchio nuovo stadio comunale dove hanno affrontato il campionato di Serie D un paio di stagioni fa. Questo fatto può incidere, Beppe? Sì, secondo me sì, perché in questo periodo la Cicatena ha avuto qualche difficoltà sia a livello soprattutto di risultati, perché poteva allungare di più e non l'ha fatto. Fra le due, se ti devo rispondere io, vedo più il Pedara, secondo me. Vedi più il Pedara. Però chiaramente sono discorsi da 14ª giornata, però se ti devo dare una risposta oggi, il Pedara ha la sua struttura, ha una società solida alle spalle, non che non ce l'abbia la Cicatena, che comunque, non per propria colpa, ha avuto questa difficoltà del campo, che chiaramente ha pagato e spero adesso dovrebbe resettare, no? Il fatto che insomma ritorna a giocare nel proprio campo. Ettore, non è facile perché quel campo facile. di San Filippo è un po' più dispersivo, è più grande, è stato chiuso se non sbaglio per un po' di tempo, devono trovare anche il giusto equilibrio lì. La società guidata da Giannetto ha investito per rimettere a nuovo quella struttura. Sicuramente la società farà di tutto per cercare di mettere a disposizione dei giocatori, al mister, un campo adeguato e soprattutto il loro campo. È chiaro che però, come in ogni cosa, devi prendere le misure alla struttura, al campo. Ci vuole tempo. Ci vuole tempo, là avevano infatti il bottino per loro era una roccaforte, diciamolo pure. Cioè, voglio dire, qualsiasi squadra andava a giocare in quel campo si sentiva il pubblico addosso. Io vedo Pedara, ma non è detto, è solo una cosa mia personale. Certo, certo. Attenzione perché Città di Mascalucia, zitto zitto, la squadra guidata dal DS Costa, è lì. Ha dato filo da torcere a tutti e adesso è in serie positiva, si trova al terzo posto con 28 punti. Io credo che potrebbe essere una mina vagante, Nicola. Sicuramente, ripeto, il giorno di ritorno sarà un nuovo campionato, loro vengono da un bel po' di risultati utili consecutivi e quindi anche lì ci sarà entusiasmo e queste cose fanno la differenza in una squadra e quindi alla lunga anche loro potranno dire la loro. Certo, la stessa cosa anche con la C Sant'Antonio. Chiaro, anche la C Sant'Antonio. Ricordiamo che è vero che ha tardato di 5-6 punti se non erro, però hanno 27 con i 33 di testa. Hanno tolto 3 punti, è stata penalizzata di 3 punti, mi sembra per un errore che ha giocato un giocatore che non poteva. Cioè voglio dire, non è una squadra da quando tu mi dici Pedara io ti rispondo quelle due squadre che mi hai nominato, però la stessa Mascalucia e la C Sant'Antonio possono veramente ribaltare tutto nel giorno di ritorno. Chiaro, tenendo presente tra l'altro che sino a qualche settimana fa c'era anche la sorpresa Carlentini che adesso un po' ha tirato le reti in barca. Io credo che Carlentini possa ambire un posto nei playoff sicuramente. Però... Chiaro, perché in questa maniera la classifica essendo corta non è escluso che i playoff vengono fuori e vengono fuori in maniera abbastanza forte ed importante. In ascesa anche il Bronte ed in ascesa anche lo Sporting Taormina. Vedremo cosa succederà adesso con l'ultima giornata del girone d'andata, poi ci sarà questa pausa dove in molti, soprattutto nel campo dilettantistico, si scatenano. Il grande problema degli allenatori, almeno il mio lo era sicuramente, che quando poi bisognava riprendere quella fase di preparazione i problemi erano considerevoli, no? Perché qualcuno durante le feste di Natale si scatena, siccome non sono dei professionisti puoi soltanto lamentarti, ma più di tanto non puoi fare. Esatto, io ero uno di quelli. Tu eri uno di quelli. Nicola, voi invece in questo caso farete pausa, sì, ma sempre con un occhio di riguardo nei limiti. Bene, allora che serve. Chiaro, è logico. Parliamo finalmente di questo Enna e lo facciamo guardando il tabellino del girone D del campionato di promozione. Eccolo qui: Atletico Scicli New Modica 3-3, Barrese Caltagirone 0-0, Ragusa batte Don Bosco 2000 5-1, Megara Augusta RG 0-0, New Pozzallo batte Floridia 3-1, vittoria del Real Siracusa Belvedere nei confronti dello Sporting Ubea per 2-1 ed infine Sporting Priolo batte Frigentini 2-0 e come tutti ben sanno ha riposato anche l'Enna Calcio
Classifica che adesso è un po' più chiara con il fatto che giustamente anche l'Enna Calcio ha riposato. Abbiamo in testa la squadra di Enna insieme alla Ragusa con 34 punti, 29 per il Real Siracusa Belvedere, 23 per il Caltagirone, 22 per la New Pozzallo, 19 per lo Sporting Priolo con il Megara Augusta, 16 punti per il Floridia, 15 New Modica insieme allo Sporting Eubea, 14 per RG, 13 Atletico Scicli, 9 punti per la Don Bosco 2000, 6 punti per il Frigentini e infine la Barrese con 4 punti, ultima in classifica. Abbiamo qualche immagine dell'Enna, parliamo di questa squadra, di questa stagione che è stata inaugurata con una volontà ben precisa: ritornare quantomeno ad essere un capoluogo di provincia con una squadra di una certa qualità e quantità. Beh, sicuramente, devo innanzitutto dire che c'è una società organizzata che ha le idee chiare, abbiamo 2 presidenti, un amministratore delegato, è una società che sta progettando qualcosa di importante, abbiamo il campo in gestione. Allora, io quando ho visto questo campo, lo dico con molta onestà, credevo che fosse un campo in sintetico. Adesso tu invece mi stai confermando, e rimango esterrefatto, che è un campo in erba vera, straordinario, un manto erboso, forse probabilmente molto meglio del Cibali. Sì, devo dire, non ho visto di recente il Cibali, ma sicuramente è dalle uno... immagini, insomma, sembra veramente un campo pazzesco. Devo dire che è spettacolare. La società, ripeto, ha preso in gestione il campo, quindi il campo è nostro. Questo vuol dire prospettiva. Prospettiva, appunto. La società ha investito tanto, hanno realizzato questo manto erboso, che ripeto è qualcosa di fantastico, e quindi... Hanno investito? Hanno investito. Allora dice bene il direttore generale che ho sentito nel pomeriggio, hanno investito sì nella squadra, ma hanno investito anche in un giovane allenatore che è Nicola Cosimano. Beh, io sono legato a Enna, ho trascorso lì 4 anni da giocatore, ho vinto campionato. Quindi vivi a Catenanuova? Vivo a Catenanuova, sono della provincia di Enna, quindi ci tengo tantissimo a questa città, al calcio fatto a Enna e fatto per bene, così come... Io credo che hanno avuto la determinazione nell'investire su un nome nuovo per quanto riguarda insomma il fatto che è il primo anno che alleni, e anche su alcuni nomi che probabilmente sono un po' sconosciuti. Avete moltissimi giovani all'interno del gruppo. Sì, devo dire che è una squadra molto giovane, ci sono tantissimi ragazzi 18enni, 20enni, chiaramente... Locali possibilmente? Sì, perché sono quasi tutti di Enna, della provincia di Enna. Ed è questo che è il vero spirito del calcio dilettantistico. Ed è quello sul quale abbiamo puntato a inizio anno. Poi è chiaro che sono riuscito a portare a Enna qualche puntello importante a cui tenevo tantissimo. Il tuo nome fa traino, voglio dire. E quindi magari ex compagni miei di squadra che sono riuscito... completano la rosa. Sì, che completano la rosa. C'è il fratello di Peppe, Dario, è il tuo portiere titolare. Il mio portiere titolare, che è di Catania, e quindi è uno dei pochi che non è della provincia di Enna. E poi sono riuscito a portare Torcivia e Caputa, che sono, penso... un lusso per la categoria, che riescono a trainare questa squadra giovane. Ma io credo che comunque, qui Beppe me lo può confermare, quando si decide comunque di iniziare un progetto in una città importante così come Enna, bisogna partire dai locali che sono il fermento del gruppo e poi tassellarlo e completarlo con quegli elementi che hanno l'esperienza giusta per cementare il progetto, cementare il gruppo, i ragazzi un po' meno esperti. Condivido al 100% quello che stai dicendo. Anche la gestione dell'Enna, che ho potuto anche da più vicino tramite mio fratello capire come la situazione. Intanto ero molto contento che a Nicola gli hanno dato una possibilità così importante di allenare un capoluogo. Lui lì ha fatto benissimo da calciatore. Abbiamo fatto da qualche campionato anche da avversari. Nicola, ti posso dire, detto Van Basten, è uno che buca. È uno che se ti prendeva in contropiede bucava sempre. Ti faceva male. È vero. Dentro questa parentesi, sì, ho seguito questa situazione dell'Enna e sono molto contento, sia per come sta andando la stagione a livello tecnico, e sia anche da questi ragionamenti che già io sapevo. Gli fa onore sia alla società che al mister. Tutto quello che sta arrivando è positivo, siamo contenti, però bisogna fare anche i calcoli del Ragusa, no? Che
sperava in un ripescaggio e voi insomma ve lo auguravate probabilmente. Questo ripescaggio non è arrivato, la squadra si è mentalizzata anche per la promozione ed è in testa insieme a voi. Ma fuori di dubbio c'è da dire che la squadra è più attrezzata, perché se andiamo a guardare i nomi, la formazione del Ragusa non c'è niente da dire, è sicuramente una squadra costruita proprio per vincere, anzi era stata costruita per il campionato d'eccellenza. Quindi sicuramente noi cercheremo di continuare a fare quello che stiamo facendo, quindi giocare partita dopo partita, cercare di giocare le partite per vincerle. Senti, approfitta del mezzo televisivo di Penalty, che so che stasera insomma sarà molto visto a Enna. Lancia un messaggio ai tuoi tifosi allora di seguire ancora di più questa squadra, proprio in questo momento. Essendo in vetta avete bisogno ancora di più di loro. Ma devo dire che sicuramente loro sono stati ad oggi un'arma in più che ci ha accompagnati, ci ha dato quella forza di reagire a momenti difficili che abbiamo avuto, e devo dire che è meraviglioso vedere il Gaeta pieno di famiglie. Meraviglioso. Questo era l'obiettivo della società, far arrivare nuovamente allo stadio le famiglie con i bambini, e devo dire che è una gioia ogni domenica. Siamo contenti perché ritrovare Enna in categorie di una certa qualità e quantità fa tanto piacere. Un in bocca al lupo anche agli amici di Ragusa, ci mancherebbe. Sarà una dura battaglia, ma quando questa battaglia è sportiva ed è corretta, e le due società sono sicuramente super corrette, sarà un grande spettacolo. Giriamo pagina, anzi voltiamo letteralmente di categoria, passiamo alla categoria più dilettantistica che abbiamo qui in Sicilia, quella della prima categoria. Abbiamo subito i risultati del girone A. Real Belfi batte Colomba Bianca 7-0, Città di Carini, Città di San Vito Lo Capo 0-0, Fulgatore batte Belmonte 2-0, Resultana batte Gibellina 3-1, Palermo Calcio batte Mazzarese 2.0 a 2-0, Città di Cinisi batte San Giorgio Piana 1-0 ed infine Valderici Unitas Sciacca 0-0. Pareggio che è servito allo Sciacca per rimanere in vetta in questo girone A del campionato di prima categoria. Infatti la classifica vede la squadra trapanese in testa con 24 punti, 21 per il Palermo Calcio Popolare insieme alla Città di Cinisi, 20 punti per il Fulgatore, 18 per il San Vito Lo Capo con il Città di Carini, 17 per la Resultana, 12 Valderice, 11 San Giorgio Piana, 10 punti per Gibellina e Mazzarese.2, 8 punti per il Real Menfi, 6 punti per la Colomba Bianca ed infine Belmonte Mezzagno con 3 punti. 2 secondi precisi, perché questo Sciacca insomma anche qui è un discorso legato a tante altre società che stanno cercando di rientrare. Certo è sempre molto difficile rientrare perché bisogna fare investimenti considerevoli, ma siamo contenti che questo Sciacca probabilmente il prossimo anno lo vedremo in promozione. Sicuramente, è un'altra società blasonata che cerca di risalire un po' così, che non è mai facile, perché vincere in qualsiasi categoria non è un gioco facile. Non è mai facile. Ma è sempre dura, una lotta Vedremo. Sciacca che ha fatto anche la Serie D, con grande quantità. Negli anni di Paterno ho avuto modo di incontrarlo, lo Sciacca in Serie D. Dicevo, sì, fa piacere Sciacca che giustamente ha dei trascorsi, ma questa classifica, se la notate, è spaccata a metà. Assolutamente, è la dimostrazione come gli investimenti sono diversi, sono diversi gli investimenti, quindi è chiaro che ci sono 2 o 3 società che si possono permettere un certo tipo di percorso, altri che fanno il normale percorso dei dilettanti, ma è piacevole perché questo è anche lo sport dei dilettanti. Uno fa quello che può fare. Chiaro. Passiamo adesso al girone D del campionato di prima categoria, accesissimo fino a un certo punto, perché insomma abbiamo questa ennesima vittoria del Valdenisi, la 10ª vittoria consecutiva. Risultati: Zafferana batte Città di Calatabiano 3-0, Juvelina batte Promende 1-0, Monforte batte New Torino Club 1-0, Orsa Duilia 81 1-1, Sant'Alessio batte Randazzo 1-0, Atletico Messina batte Santa Domenica di Vittoria 2-0 ed infine vittoria, come anticipato, del Valdinisi nei confronti del Saponara per 2-0.
La classifica, 30 punti, 10 partite, 10 vittorie, tra poco sentiremo anche il direttore generale. Valdinisi in testa con 30 punti, 25 per il Città di Calatabbiano, 20 punti per l'Atletico Messina, 17 lo Zafferana, 14 Sant'Alessio, 13 Santa Domenica Vittoria, 11 punti per Promende, Juvelinia 1958 e Monforte, 10 punti per l'Orsa, 9 punti Nike Torino Club, 8 punti per il terzetto finale Duili 81, Saponara e Randazzo. Certamente questo Valdinisi sta sicuramente sorprendendo fino a un certo punto, però, perché l'anno scorso insomma perse la finale playoff con la Cicatena, ma da lì sono ripartiti alla grande e quest'anno hanno veramente fatto già il vuoto. Credo che sarà sicuramente molto difficile che qualcuno possa impensierire questo straordinario percorso del Valdinisi. Prima di parlare del Valdinisi ci guardiamo l'incontro vinto dall'Atletico Messina nei confronti della Santa Domenica Vittoria per 2-0. 10° turno il campionato di prima categoria siciliana per il girone D a 1027 metri di altezza. Il Santa Domenica di Vittoria ospitava l'Atletico Messina. Dirige l'incontro il signor Alessio Marino della sezione di Acireale, quando grazie all'ausilio delle immagini a cura di Samuele Zaccone possiamo passarvi a raccontare quanto accaduto sul rettangolo di gioco del campo Santa Domenica di Vittoria. Sarà l'Atletico Messina a gestire il primo possesso di questa sfida e operare il primo tentativo pericoloso dopo appena un giro di orologio, e infatti Cenci ha sfruttato la solita rimessa laterale lunga di Calapai, metterci la puntita. Risulta però sballato il suo tentativo. Immediata risposta all'altro lato del Santa Domenica di Vittoria con questa azione personale di Spidaleri che sfrutta un'incertezza della retroguardia bianca-azzurra. Il suo tentativo mancino termina abbondantemente largo. Al 12° prova allora Bomber Pagliaro a mettere il suo timbro sull'incontro, trova un clamoroso palo alla destra dell'estremo difensore del Santa Domenica di Vittoria, ci prova un minuto più tardi allora Libro. Il Velociraptor però trova un tiro piuttosto centrale. Al 17° si presenta allora per la formazione locale dai 25 metri D'Amico sul punto di battuta di un calcio piazzato. Il suo mancino impegna severamente Interdonato. Duplice fischio il direttore di gara Marino, squadre negli spogliatoi sul risultato ad occhiali, ancora 0-0. Continua a piovere copiosamente al comunale di Santa Domenica di Vittoria. Si torna in campo subito con un cambio per i biancazzurri con Napolitano che andrà a rilevare Gulletta. Riuscirà a sbloccare l'inerzia della partita dopo 3 minuti. La solita rimessa laterale di Calapai, carambola sul petto di Bonanno, arriva Sfameni, ci mette il piattone mancino e porta in vantaggio l'Atletico Messina. Il bomber che non ti aspetti è Andrea Bamba Sfameni, sblocca una partita complicatissima. Minuto 69. Carambola al limite dell'area, Libro ci prova in qualche modo a liberarsi al tiro, alza il pallone per Napolitano che di prima intenzione va col lob, per poco non stava per sorprendere l'estremo difensore locale. Minuto 71, secondo cambio con Zagone che va a prendere il posto di Tiziano Bonanno. Qui gestisce male un'uscita dal pressing l'Atletico Messina e facilita il tentativo dal limite dell'area di Spidaleri al minuto 78. Minuto 83 fa il suo esordio in maglia bianca-azzurra anche lo zio Antonio Bonamonte che prende il posto di Mirko Pagliaro. È proprio il neoentrato ad orchestrare questa azione magistrale, duettando con diversi compagni di squadra. Qui col Libro, poi allarga il pallone per Napolitano, lascia andare il fendente Giovanni Napolitano, fa 0-2 per l'Atletico Messina. Minuto 90, ci prova Libro sui sviluppi un calcio piazzato, riesce in 2 tempi ad allontanare la retroguardia del Santa Domenica di Vittoria che ci prova con le ultime forze della disperazione. Arriva però il triplice fischio, game over al campo di Santa Domenica di Vittoria. Santa Domenica di Vittoria, Atletico Messina è già storia, finisce per 0-2, decidono le marcature di Sfameni e Napolitano. Vittoria importante per la squadra dell'Atletico Messina, la squadra di Naccari a questo punto raggiunge la 3ª posizione ed è veramente ormai bagarre soprattutto per la 2ª posizione, in quanto la prima insomma, vede questo Valdinisi assolutamente imbattibile, 10 partite, 10 vittorie, e a tal proposito ci sentiamo il parere a questo punto del suo presidente Ciccio Basile su una prospettiva probabile di vittoria finale.
Noi quest'anno abbiamo una squadra effettivamente che sta dando il massimo e stiamo cercando in tutti i modi di ottenere l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio del campionato. Fino a questo momento dico, la classifica parla chiaro, dico, il Calatabbiano sicuramente sarà una delle squadre che fino alla fine non mollerà, però fino alla fine sarà un campionato duro per tutti quanti. Dico, ma comunque noi non molleremo fino alla fine, cercheremo di andare avanti e continuare per come stiamo facendo. Dunque tanto ottimismo da parte del presidente del Valdinisi, parliamo di Ciccio Basile, certamente a questo punto a metà della stagione le prospettive sono più che soddisfacenti, anzi bisogna essere super contenti. Ma sentiamo il parere a questo punto del direttore generale del Valdinisi, Salvo Basile, dovremmo averlo in collegamento telefonico. Pronto? Buonasera, buonasera. Buonasera direttore, 10ª partita, 10ª vittoria, beh a questo punto non è che vi potete più nascondere, l'obiettivo l'abbiamo capito già da parecchie settimane, ma adesso c'è anche la voglia di confermarsi con questi numeri che sono da record, dico bene direttore? Speriamo di continuare su questa strada perché quest'anno abbiamo allestito un organico per cercare di vincere il campionato, i ragazzi stanno rispondendo bene a tutto quello che stiamo impartendo durante le settimane di lavoro e i risultati degli allenamenti e del lavoro e dell'organizzazione della Valdinisi stanno dando i giusti risultati. Direttore, io ho visto nella vostra pagina Facebook una grande organizzazione, addirittura un merchandising, avete proprio le idee ben chiare su quello che è il progetto società, un Valdinisi che si proietta sicuramente in categorie molto più importanti, ma se il buongiorno si vede dal mattino siete sicuramente sulla buona strada. Intanto grazie per le belle parole e tutto ciò che ha detto sta a testimoniare che la Valdinisi si sta muovendo nella direzione giusta. Noi il nostro obiettivo e il nostro sogno è quello di creare una piccola società professionistica e dilettanti. Infatti dal punto di vista dell'organigramma societario abbiamo occupato tutte le caselle per quanto riguarda il direttori, eccetera e quant'altro. Beh, è così che si fanno le società, è così che si fanno le società, quindi complimenti doppi. La differenza tra noi e le altre squadre mi permette di dire che noi non cerchiamo solo i giocatori, ma prima cerchiamo di allestire una società di tutto rispetto. Per noi i giocatori sono importantissimi, ma non sono fondamentali. Certo. Di giocatori ce ne sono tantissimi, di persone che hanno voglia di mettersi a disposizione per un contesto sociale come il nostro è un po' più difficile. Chiaro. Voglio ricordare che siamo 18 dirigenti, tutti operativi, ognuno Bene. è proprio complimenti. Questo a mio avviso in questo momento sta facendo la differenza. Sicuramente direttore... abbiamo anche un parco giocatori e uno staff tecnico di primissima scelta per la categoria e quindi tutto ciò sta a significare, a spiegare perché la Valdinisi oggi ha 10 partite decise. Direttore, per Possiamo chiudere... togliere agli avversari per carità. Direttore, mi sente? Mi sente? Sì. La sento benissimo. Allora, volevo chiederle una cosa, a strutture come stiamo messi, perché il grande problema delle scuole dilettantistiche sono le strutture. La vostra struttura ha una prospettiva e soprattutto in che condizioni si trova in questo momento? Ma guardi, questa è la nota dolente del calcio dilettantistico, soprattutto nella nostra Riviera. Noi per fortuna oggi, all'inizio voglio spiegare soltanto un attimo che è la fusione tra due paesi, Alisterno e Nizza, e per fortuna oggi questi due paesi hanno un campo dove si possono allenare, dove possono svolgere le funzioni sportive. Infatti per il settore giovanile occupiamo il campo di Alisterno e per la prima squadra il campo di Nizza di Sicilia. Sicuramente non siamo messi benissimo dal punto di vista... Allora il prossimo progetto riguarderebbe magari che sono una nuova struttura che vi possa permettere anche insomma, di allenarvi... Il comune di Nizza ci ha garantito che
hanno in itinere un progetto e lo stanno presentando. Bene. E sono anche abbastanza fiduciosi. Benissimo. La realizzazione. Speriamo bene. Siamo tutti fiduciosi e speriamo di vederci presto anche qui direttamente a Penalty. Un in bocca al lupo a tutta la vostra bella comunità di Nizza, ma soprattutto un in bocca al lupo al gruppo, al mister, ai dirigenti che lavorano giorno dopo giorno per questo bel progetto Valdinisi. Complimenti. Grazie, davvero siete stati gentilissimi e come già in altre situazioni le ho promesso, una sera sarò presente nella vostra trasmissione. Perfetto. Con tanto piacere. Grazie Buona al serata, direttore. Grazie ancora. Grazie ancora. Salvo Basile, direttore generale del Valdinisi. Ragazzi, ma vi ho chiamato ragazzi, vabbè, mi comprenderete, vi conosco da parecchio tempo. Ragazzi, ma devo essere molto chiaro, questo Valdinisi ci sorprende perché 10 partite non è che li vinci così, se non hai un'organizzazione mentale e societaria. Infatti, come abbiamo sentito, hanno le idee chiare, quindi partono da una struttura societaria che ha le idee chiare, che progetta bene, di conseguenza, come ha detto il direttore, i giocatori sono importantissimi, ma non fondamentali. Il tuo parere, Beppe? 18 dirigenti, mi pare che ho sentito, sì, oppure amministratori, poi hanno anche un bel settore giovanile, insomma meglio di così. Non c'è niente da aggiungere. Non c'è niente da aggiungere. Ma probabilmente aggiungeremo qualcosa al prossimo girone, caro Beppe, perché adesso parliamo del girone E del campionato di prima categoria. Abbiamo i risultati: Belpasso Città di Francofonte 1-1, Russo Sebastiano batte Calcio Giarre 2-0, non è pervenuto l'incontro Leo Soccer Calcio Belpasso in quanto la partita è iniziata alle 18:30, Mascalucia Villaggio Sant'Agata 0-0, Nisiana batte Militello 4-0, 2-0 del Palagonia contro il Città di Catania ed infine vittoria del Santa Lucia per 6 reti a 2 con l'Aci Bonaccorsi. Possono partire alcune immagini, ma non quelle della rissa, quelle non le vogliamo neanche più vedere e abbiamo deciso neanche più di parlarne, sia con l'Aci Bonaccorsi che con la Nisiana. Vi faccio vedere invece alcune immagini di repertorio della Nisiana e parliamo di questa Nisiana che ha resettato dopo quello che è successo la settimana scorsa. Avete perso entrambe le partite, sia voi che l'Aci Bonaccorsi, e ricominciate, avete ricominciato battendo comunque un Militello 4-0. A questo punto cosa succede, Beppe? No, succede di archiviare quello che hai detto tu, infatti dopo l'accaduto col presidente Nisi, il vicepresidente Cristian Ardizzone, il direttore generale Francesco Sozzi, il direttore sportivo Sant'Osciuto, abbiamo fatto quadrato e stiamo giustamente anche valutando il discorso di queste squalifiche, stiamo, come dicevamo prima, cercando di trovare qualche soluzione a livello di mercato. Nonostante questo, avendo 28 unità a disposizione, diciamo che hai sfoltito le mancanze si sono sentite, però alla fine ieri abbiamo vinto lo stesso con diciamo, ragazzi che hanno giocato meno degli altri, anche perché i miei ragazzi per me sono tutti uguali, lo sanno, non ci sono né titolari né riserve. E questo qua è un buon punto di partenza, Beppe? Il nostro obiettivo è quello di giocare, il calcio è bello perché si gioca, e di andare avanti per la nostra strada. Il nostro obiettivo a inizio stagione era quello di cercare di essere ai vertici della classifica, per ora lo siamo. Siete secondi? Siamo secondi, su 13 gare ufficiali abbiamo fatto 11 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, togliendo la parentesi Aci Bonaccorsi, che non è da poco. Certo. E onestamente buttare tutto quello che avevamo fatto per un singolo episodio che non deve esistere, secondo me non era neanche... Lo abbiamo già condannato e esatto, su questo siamo tutti d'accordo. Sicuramente daremo battaglia al Palagonia, che per ora è la capolista. Faccio complimenti a Samuele Costanzo, che ci siamo sentiti fino a poco tempo fa. Dico, il calcio è bello, poi chi merita vince. Allora abbandoniamo le immagini della Nisiana perché facciamo vedere qualche immagine del Palagonia, perché effettivamente questo Palagonia è in testa, la squadra di Samuele Costanzo indubbiamente è la partita un po' in sordina, però insomma strada facendo i punti sono diventati sempre più importanti. Adesso a quota 28 pilota con 6 punti di vantaggio il suo girone. È un Palagonia che fa piacere comunque rivederlo in categorie più di qualità, No, sicuramente. Che ne dite, il Palagonia ha fatto anche campionati di altre categorie di eccellenza. Non è questo il discorso è che hanno una risorsa, oltre al blasone del Palagonia, per queste categorie hanno una risorsa che riescono a capovolgere le partite. Tante volte ci illudiamo che perdono. Infatti anche col Belpasso erano sotto e poi hanno detto 3-2. Chiaramente nell'arco di un campionato si può avere un calo fisiologico, no? Giusto? Però stanno andando tutte cose bene, verso giusto allora.
È chiaro che la bravura deve essere quelli che stiamo dietro e che non ci siamo solo noi di fare il battito, nel senso di starci addosso. Però guardando un po' la classifica, credo che comunque il discorso sia un po' a due, no? E qui anche lo stesso Nicola ce lo può confermare, perché rispetto alle altre squadre il tasso tecnico di Palagonia e Nisiana attualmente mi sembra superiore, tranne se poi a dicembre qualche innesto in qualche altra società può cambiare, però forse i disegni di questo girone sono già delineati. Penso proprio di sì, diciamo che la Nisiana e il Palagonia sono le squadre sicuramente più attrezzate. Ho tantissimi amici che giocano anche nella Nisiana, oltre a Peppe che è l'allenatore, Signorelli, Danilo Calì, il direttore sportivo Sant'Asciuto, e quindi so già da quest'estate, parlando con Sant'Asciuto appunto, che stava allestendo una squadra di tutto rispetto. Però sarà bello questo scontro sino all'ultimo, sì, perché sicuramente. Peppe lo sottolinea. Chi alla fine ha più benzina vincerà questo Considera, Ettore, che girone. noi, il Palagonia ha deciso inizio anno di non partecipare alla Coppa Italia. Noi mercoledì infatti abbiamo il ritorno di Coppa Italia contro il Mascalocia, all'andata abbiamo vinto 1-0 e siamo sempre impegnati fra Coppa Italia e campionato. È chiaro che... E nei dilettanti questo impegno è notevole, perché Anche poi c'è la Coppa che durante la settimana in molti lavorano e le difficoltà insomma di racimolare quasi 18 in campo è sempre molto difficile. Le risorse a livello mentale, a livello anche strutturale, ci sono delle difficoltà che però stiamo superando alla grande. E ripeto, noi abbiamo l'obiettivo fra il campionato, gli eventuali playoff, se non ci arriviamo, da prendere in considerazione, chiaro. Con la società ci siamo stretti e vorremmo fare qualcosa per essere protagonisti, però senza quell'esasperazione che per forza si deve vincere, si deve fare. Siamo lì. Guarda, la cosa più bella è che insomma questa domenica non stiamo parlando dei fatti successi appunto 7 giorni fa, ma stiamo parlando di una progettualità, e quindi è il passo giusto che debbono fare tutte le società dilettantistiche. Ci si litiga in campo, però bisogna avere anche l'intelligenza poi di mettere da parte le liti, guardarsi in faccia e dire siamo dilettanti, siamo anche qui per divertirci, perché se eravate professionisti non eravate certamente lì, pertanto bisogna anche guardare questo risvolto. Ma ieri mi del hanno calcio dato una dilettantistico. dimostrazione, i miei ragazzi, non per il risultato che può essere così rotondo, diciamo 4-0, ma una dimostrazione veramente hanno giocato a calcio, che è quello che uno cerca da mister, qua Nicola, di improntare la squadra al gioco del calcio, non di giocare a tamburello. Abbiamo giocato a calcio, abbiamo vinto, non abbiamo protestato, è stata una partita di calcio. Bene, sono contento. E questo deve essere fino alla fine. Sono contento. Chiudiamo il campionato di prima categoria, lo facciamo con il girone F, i risultati sono abbastanza chiari, delimitano giustamente i limiti delle altre società, perché le prime due sono veramente già lontanissime. Chiaramonte batte Percicli 3-1, pareggio tra Città di Canicattini e Noto 1-1, vittoria del Città di Comiso 4-1 con il Portopalo, vittoria del Mazzarone 1-0 con il Ferla, non pervenuta la partita Rinascita Netina Calcio Avola, vittoria invece per 5-2 della Virtus Ispica con la Sanconitana, ed infine Pro Ragusa batte Vizzini 2-0. Ho detto due società perché effettivamente sono due le società che primeggiano in questo girone F del campionato di prima categoria, su tutti il Chiaramonte e il Mazzarone, ma è il Chiaramonte in testa con 25 punti, 24 per il Mazzarone, 18 punti per il Città di Comiso, 15 per il Noto, 14 Virtus Ispica, 13 punti il Ferla, 12 punti per Città di Canicattini, Ragusa e Portopalo, 11 punti per Percicli, 10 punti per la Sanconitana, 8 Rinascita Netina, 6 punti Calcio Avola ed infine 5 punti per il Vizzini Calcio. Abbiamo qualche immagine anche del Chiaramonte che conferma che insomma sarà una lunga battaglia sino alla fine anche nei confronti di un Mazzarone. Hanno vinto entrambe, pertanto a questo punto sarà ormai un discorso a due, e su questo prima di andare con i saluti voglio sentire un po' il parere dei miei ospiti. Chiaramonte Mazzarone, imprenditoria locale che ha investito anche sul nome della propria località per cercare anche di smuovere un pochettino il commercio, no? Mazzarone con la sua buonissima uva, Chiaramonte per le sue tradizioni culinarie, a dimostrazione che bisogna un po' abbinare anche al calcio certe cose, no? Che dici, Chiaro, è Nicola? importante anche questa tipologia di utilizzare, diciamo così, lo sport, no? per pubblicizzare così i prodotti del luogo. È importante perché è un connubio che come andrà può a finire portare... secondo te? Ma vale come le altre secondo me rischiano di andare tutte e due in promozione proprio perché
probabilmente si potrebbero anche non disputare i playoff. E forse sarebbe, diciamo, il giusto premio per due società che... Invece per Beppe come andrà a finire? Secondo te chi primeggerà alla fine anche del girone di ritorno? Mazzarone o Chiaramonte? Insignificante il distacco un punto, perciò non ti saprei dire, però è chiaro che se c'è la possibilità, se fossero premiate tutte e due squadre alla fine del campionato non sarebbe male, anche per il discorso che ti ho accennato prima. Chiaro, chiaro. Bene, allora abbiamo concluso dunque a questo punto la parentesi di tutti i campionati. Prima di passare ai saluti, il commento finale riguardante le proprie società lo faccio chiaramente ai miei due ospiti. Nicola, Enna, lo abbiamo detto, ritorno alla grande nel calcio di una certa qualità e quantità, perché ben venga anche la quantità, un progetto organizzativo importante. Il tuo pensiero a questo punto per questa seconda parte del campionato a chi è rivolto? Nel senso, quali sono le tue idee ben precise su questa seconda parte del campionato che vi vedrà sempre a giocare il tutto per tutto con il Ragusa? Beh, sicuramente continuare a lavorare con impegno, con sacrificio, è quello che dico sempre ai miei ragazzi, ci vuole tanta voglia, fame per ottenere risultati importanti. E poi voglio ancora fare un grosso plauso così sia alla società che ai nostri meravigliosi tifosi che ci seguono ovunque. Penso che sia difficile nei dilettanti trovare dei tifosi quel campo, con quella struttura, guarda, che... oggi mi hai dato una caramella sportiva, veramente, sì, devo dire, veramente una cosa meravigliosa. Bene, ad Enna fa sempre freddo per gli allenamenti? Ma devo dire, noi ci alleniamo alle 3, quindi riusciamo meno male, perché insomma il paese, la cittadina è sicuramente molto fredda e poi essendo in altura, come si suol dire, bisogna essere anche preparati. Sì, sicuramente. Bene, allora un in bocca al lupo a tutta la vostra stagione che verrà, un saluto anche ai vostri dirigenti, continuate così perché siete sicuramente sulla strada più giusta. Grazie mille, una buona serata. Complimenti a Nicola Cosimano, allenatore dell'Enna al debutto in questo momento prima in classifica con il Ragusa. Un saluto anche per Beppe D'Antone. Allora Beppe, siete uguali come insomma, progettualità, sì. No? La voglia di ritornare a fare delle cose importanti con una realtà giovane catanese, questa nisiana che ha resettato dopo i fatti che sono successi la settimana scorsa, e la voglia soprattutto di giocare a pallone. No, dico, ma volevo anche precisare questo, dato che affrontiamo e poi magari uno si allontana da determinati argomenti. Come ha detto bene Nicola, la nostra società, io ho girato molto nel calcio, la nostra società, essendo di prima categoria, ha un'organizzazione pazzesca. Il presidente Nisi, il vicepresidente Ardizzone, il direttore generale Sozzi sono sempre con noi al campo, non ci fanno mancare niente. C'è una squadra veramente, a prescindere poi dal tasso tecnico che merita, può meritare veramente di andare a una categoria superiore. Cioè, volevo puntualizzare questo, che è molto importante, perché la mia presenza è anche perché veramente ho a che fare con gente per bene e che sono molto organizzati, cioè anche noi come l'Enna cercheremo di trarre il massimo a livello sportivo. Bene, e siete anche voi secondo me sulla giusta strada. Complimenti ancora. Complimenti dunque a Beppe D'Antone, allenatore della Nisiana Calcio, al debutto anche per lui, insomma due allenatori vincenti che in questo momento sono al primo posto in classifica e la cosa ci riempie indubbiamente di gioia. Siamo ai saluti finali, voglio ringraziare come al solito la squadra tecnica capitanata da Giuseppe Giuffrida, in regia Andrea Salerno, mixer audio per Roberto Di Marco e la collaborazione tecnica anche di Carmelo Sant'Angelo. Vi ricordo che questa puntata la potrete rivedere in replica anche lunedì sera a partire dalle 23:30, la potete anche rivedere in replica martedì alle 20 e mercoledì alle ore 13 sempre sul canale 78 di Gold 78. Un saluto anche agli amici di Persona TV che invece vedranno in replica la puntata odierna di Penalty martedì sera a partire dalle 20:30. E se vi è piaciuta e la volete rivedere anche in versione on demand, allora in questo caso andate sulla pagina Facebook Tortorici Ettore, il quale adesso vi saluta, vi ringrazia per la visione e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Attenzione perché tra pochissimo partirà la rubrica I campioni di penalty e questa settimana è veramente un campione top, Marco Van Basten. Arrivederci a tutti.